Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo speciale di Halloween. Come avrete intuito dal titolo del video, dall'intro e dai vari oggetti di scena che mi circondano, oggi facciamo lo speciale di Halloween. E grazie a questo simpatico signor ragnetto avrò perso tutti gli iscritti arachnofobici. Penso che parlare di Halloween in un canale economico sia assolutamente pratico, perché gli eventi di questo tipo sono fortemente caratterizzati da una connotazione economica. E Halloween è assolutamente l'emblema di questo genere di feste, l'emblema del consumismo. Questa festa vede le sue origini dalla tradizione celtica. Tranquilli, non vi spiegherò la storia perché è noiosissima, passiamo tranquillamente al lato economico. È in breve semplicemente una festa pagana che è entrata nella nostra cultura, neanche troppo prepotentemente, che però genera un flusso economico così importante da farmelo ritenere rilevante. E questo lo capisci soprattutto a inizio ottobre, quando partono 52 milioni di pubblicità su cioccolatini a tema Halloween, giochi per bambini a tema Halloween, cioè qualsiasi cosa la TV viene bombardata. Ora però è interessante andare a vedere qual è il giro di affari attorno ad Halloween, che poi non so se la pronuncia corretta sia Halloween o Halloween, scrivetemelo nei commenti. Partiamo dagli Stati Uniti. Assolutamente, come tutti sappiamo, Halloween è principalmente una festa statunitense ed è ampiamente intrisa della loro cultura. Un'indagine a firma tedesca di Shopalike, credo si dica così, ha cercato di stimare a quanto ammonti il giro d'affari di questa festa. Come primo dato abbiamo che 170 milioni di statunitensi festeggeranno Halloween quest'anno, quasi metà della popolazione. Ma fermi tutti perché qui viene il bello. Il giro d'affari complessivo solo statunitense sarà di 8 miliardi di dollari. Belin, 8 miliardi di euro non sono mica pochi, Parliamo di numeri decisamente impressionanti. Per farvi capire, è lo 0,4% del PIL italiano in un solo giorno. Sapete però qual è la cosa più assurda? Non ce la farò a dirla senza ridere. La spesa complessiva per vestire i propri animali domestici, non ce la posso fare, sarà di 370 milioni di euro. Ora però vi starete chiedendo qual è l'ammontare in Italia della spesa per questa festa, che non è assolutamente molto sentita nella nostra cultura. Bene, si parla di 300 milioni di euro per gadget, dolcetti, maschere, feste organizzate, cose del genere. Per farvi capire, spendiamo complessivamente meno noi come italiani che gli statunitensi per vestire i loro cani. Questa roba mi spacca, non lo so. Se confrontiamo i dati USA con i dati italiani, scopriamo che l'italiano medio spende la metà dello statunitense medio. E questo già vi fa capire quanto sia più radicato negli Stati Uniti rispetto che nella cultura europea. Volevo però darvi un altro dato fornito da Federconsumatori. Federconsumatori è semplicemente un'azienda che si occupa di informare i consumatori. Ne avrete già sicuramente sentito parlare. Si occupa di cose statistiche e dati noiosi, sostanzialmente. Nel 2018 si è occupata di Halloween e ha deciso di stimare le spese degli italiani. Dato che dovete andare a festeggiare, non vi darò 5.000 dati diversi, ve ne darò uno solo che è il più interessante. La spesa media stimata per un costume di Halloween per un adulto è di 55 euro, per un bambino di 31,50 euro. Se sentite rumore di fondo è perché qualcuno con la motosega sta affettando bambini fuori, evidentemente, anche se lo registro non oggi che è Halloween. Sempre simpatici vicini. Questo dato si spezza molto territorialmente perché al sud si spende molto poco, mentre salendo per la penisola si spende sempre di più per i costumi, con le dovute eccezioni ovviamente. Bene, questa era un po' la panoramica della situazione italiana e statunitense per quanto riguarda la festa di Halloween. Volevo però concludere dicendovi che non sto facendo questo video né per demonizzare Halloween né per incentivare a festeggiarlo. La mia è semplicemente un'analisi di un fenomeno di massa. Che spendiate poco o tanto durante Halloween, a me non frega assolutamente niente. Questi erano i dati della Federconsumatori. Bene, quindi anche per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Era un video un po' più leggero rispetto al solito, questo speciale di Halloween. Se vi è piaciuto vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto ci sono molti altri video spaventosi nei riquadri che appariranno tra poco, quindi andate a guardarli. Altrimenti
altrimenti questo simpatico ragnetto questa notte vi verrà a mangiare gli occhi. Molto inquietante.